È stato un Natale in tono minore quello appena trascorso, non solo per le spese contenute delle famiglie, ma per l'ombra di una crisi non ancora finita, la cui incertezza preoccupa tutti. Pesa sui lavoratori che stanno perdendo il posto di lavoro e che hanno continuato la loro protesta anche durante le feste. Si sente nelle parole del presidente della CEI, il cardinale Angelo Bagnasco, che ha puntato l'indice sulla necessità di rivedere gli stili di vita e soprattutto il modo di fare finanza. I politici, quelli che durante le feste hanno scelto di mostrarsi, sono stati molto presenti ai pranzi per i poveri, evitando comportamenti da casta. La crisi è anche l'argomento centrale delle tante omelie di Natale. Per il presidente della conferenza episcopale, il volto vero della crisi internazionale che segna anche il nostro paese si è manifestato e la grande mutazione che era in atto avrebbe già da tempo costretto a rivedere gli stili di vita e prima ancora di lavoro, di fare economia e soprattutto finanza. Dell'importanza di salari adeguati ha parlato anche l'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, che ha rivolto un appello ai datori di lavoro. Tavola apparecchiata per centinaia di indigenti alla mensa della solidarietà, che quest'anno è stata finanziata dalla famiglia Messina che ha perso un figlio prematuramente. Un Natale quindi vissuto in tono minore come da tempo non accadeva. C'è paura tra la gente, l'incertezza che regna sovrana in questo periodo di crisi rallenta proprio tutto. L'economia ne risente parecchio. La spesa media a famiglia è stata di 166 euro. Questi primi consuntivi relativi ai consumi natalizi articolati nei diversi settori di spesa. Abbigliamento e calzature meno 18%, mobili e arredamento ed elettrodomestici meno 24%, profumeria e cura della persona meno 7%, giocattoli meno 3%, alimentazione meno 1,5%, elettronica di consumo più 1%, trainata dal passaggio al digitale terrestre di alcune regioni, editoria, libri e CD stabile grazie alle forti promozioni, turismo meno 8%, ad Agrigento pochissimi vacanzieri hanno scelto la Valle dei Templi per trascorrere le festività. Come si può notare, anche i giocattoli hanno risentito della crisi. I bambini quest'anno si sono dovuti accontentare. Babbo Natale ha potuto volare più leggero, tanto che si vocifera in Lapponia che è riuscito a rientrare in anticipo sul tempo previsto. Non ci rimane che augurarci un 2012 migliore. Certo, per quanto è stato deciso dal governo, c'è poco da stare allegri, ma come si dice, la speranza è l'ultima a morire.